che la coperta ormai è diventata una piccola sciarpa, di conseguenza se tiri da una parte si accorcia da quell'altra. Bellissimo il design italiano, però la Ferrari non la possono comprare tutti. Per quanto riguarda l'internazionalizzazione delle aziende, è vero, è necessaria, ma può avvenire solo se viene diminuita la pressione fiscale, ma sappiamo benissimo che quello che sta facendo il governo attualmente è solo un palliativo, perché verranno create altrettante tasse, perché lo Stato italiano ormai è fallito. Poi per quanto riguarda invece il lavorare di più, lei ha ragione, infatti io ho dei clienti cinesi che sono venuti in Italia e mi hanno detto: ma come mai i negozi da voi sono chiusi da mezzogiorno e mezzo alle 3, 3 e mezza? Perché c'è la pausa pranzo. Ma non costano niente da voi gli affitti? Io, come no? Costano? Ma guarda che da noi, con tutto quello che costano gli affitti, noi lavoriamo dalle 7 ininterrottamente fino alle 2, alle 3 della mattina. Il negozio deve essere la maggior parte del tempo della giornata aperto e poche ore chiuso, o la maggioranza delle ore chiuso e alcune ore aperto. Lei vorrà dirmi, ma il costo del lavoro è elevato? Sì, perché la pressione fiscale sulle aziende che devono pagare il lavoratore è enorme. Quanti italiani possono permettersi il reale Made in Italy? Quanti? Pochissimi, pochissimi. Perché il costo, perché il costo del Made in Italy è elevatissimo del vero Made in Italy, perché se parliamo del finto Made in Italy che viene messo ogni giorno sul mercato italiano è enorme, basta mettere un bottone in Italia su un abito e quello diventa già Made in Italy, di conseguenza io non sto parlando di quello. Sostanzialmente hai ragione. Sto parlando di, parlo adesso di abiti. Sì, se uno vuole un abito sartoriale fatto in Italia, quanti se lo possono permettere? Ma perché non possono permetterselo? Chi è che può comprarsi un abito da 3.000 euro? Made in Italy. Hai ragione, Chi è che può permetterselo? Lei dice, giusto, dicendo sì, bisogna unirsi. Ma bisogna unirsi. Come si fa ad unirsi? Cioè, non è che noi cerchiamo la separazione, noi cerchiamo di dare una mano ai veneti, o meglio, cerchiamo di dare un aiuto ai veneti perché gli venga riconosciuta la possibilità di andare avanti. E gli può essere riconosciuta la possibilità di andare avanti solo se la pressione dello Stato non è quella attuale. Lei prima parlava di 1 miliardo di euro, ma 1 miliardo di euro confronto a quelli che ci vengono, tra virgolette, mangiati da Roma e che in teoria ci dovrebbero essere ritornati in parte come servizi. Cos'è? Niente. Se noi pensiamo ai 20 miliardi di euro che potremmo reinvestire all'interno del futuro Stato veneto, ma non è che sono cose baggianate, sono 30 cose, anni allora 30 anni sono riferiti al federalismo. Noi sappiamo benissimo che il federalismo... Alla Lega Nord era il movimento dal quale molti di voi provenivano. Io non sono qui per la Lega Nord, io sono qui per l'indipendenza da Veneto, non sono mai stato in Lega Nord, non sono mai stato in nessun altro partito. Io quello che dico è che l'unica via vista da noi, ma io rispetto benissimo anche le opinioni degli altri, chi vorrà votare no al referendum, ci mancherebbe altro, è la massima forma di democrazia, ben venga. Però quello che c'è da dire è che attualmente lo Stato italiano non è più in grado di salvaguardare il cittadino. C'è una Costituzione della Repubblica che dice che sì, l'Italia ma la è una Costituzione indivisibile. della Repubblica, se si ricorda, quando c'è stata la questione dell'Istria, non è che siano stati lì tanto a pensarci su se darla via o tenerla. L'hanno data via ed era italiana. Che peccato, che peccato.